In una sala troppo piccola per l'affluenza registrata si è svolta stamani presso il comune di Realmonte un incontro pubblico per illustrare le proposte del Partito Democratico sui contrattisti cosiddetti precari degli enti locali e il loro percorso di stabilizzazione. All'iniziativa hanno partecipato il parlamentare nazionale Capodicasa, l'assessore all'economia Baccei, i parlamentari regionali Cascio e Panepinto, tanti precari contrattisti, sindaci e rappresentanti sindacali presenti all'incontro provenienti dai paesi della provincia. Gruppo del Partito Democratico, così come a Messina qualche giorno fa, a Cefalù e oggi qua in questo splendido posto di Realmonte, vuole sentire i lavoratori, l'organizzazione sindacale, sapendo che ci saranno provocazioni e ovviamente c'è uno scontento di sofferenza di questi lavoratori, ma l'obiettivo è quello di stabilizzare con contratto a tempo indeterminato, cristallizzare il numero di ore, cioè mantenere il monte oro senza ridurre il reddito dei lavoratori, e per quanto mi riguarda anche un momento di riqualificazione. Si pone il problema di come superare l'attuale normativa che di fatto non consente per regime ordinario, stante che abbiamo comune con 1000 abitanti e 80 contrattisti o 500 contrattisti o 300 contrattisti, di avere uno strumento, un ente strumentale della regione con dentro i comuni che consente di mantenere l'attuale posizione, anche professionale dei lavoratori, la stessa sede, possibilmente anche con qualche variazione, perché un lavoratore di categoria D può essere chiamato dal comune vicino perché non ha categoria D, in modo tale che alla fine si chiuda la partita. Una partita che oggi è possibile perché la regione ha messo i propri conti in regola, serviranno almeno 400-420 milioni per chiudere una stagione che è durata troppo tempo, e il Partito Democratico con il suo gruppo parlamentare e anche con i deputati nazionali si sta confrontando a viso aperto con i lavoratori e i sindacati. Ci sarà un futuro per loro e quale potrebbe essere il percorso che voi state loro illustrando? Io mi auguro di sì, anche perché abbiamo una scadenza perentoria che è il 31 dicembre 2016 e come sapete non è possibile più la proroga, quindi o si contrattualizzano a tempo indeterminato oppure c'è il serio rischio che questi lavoratori, dopo 25 anni di onorato servizio, dopo che hanno vicariato alcune funzioni essenziali per i comuni, possano andare a casa. Questo non ce lo possiamo permettere, non da un punto di vista politico, ma da un punto di vista soprattutto sociale. È chiaro quindi che necessita una legge che faccia sì che questi lavoratori passino tutti con contratto a tempo indeterminato. Ad oggi, in quanto Presidente della prima Commissione, non è pervenuto da parte del Governo nessuna legge, anche se una legge in questione è in itinere. Si parla di agenzia, si parla di resais, si parla di formule per far sì che i contratti da tempo determinato si trasformino in tempo indeterminato. Questo è, diciamo, il titolo. Nel dettaglio della legge possiamo entrare nel momento in cui ce la presentano.